Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre, la ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente che decisa sia incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni, una ragazzina, a difesa, si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo e che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi.